Presidente, ci siamo, inizia il campionato, ma intanto l'incontro con gli sponsor, l'importanza di avere alle spalle grosse aziende che sostengono e supportano la pallavolo Aragona. Sì, hai detto bene, noi ogni anno è un appuntamento importante prima dell'inizio del campionato. Quest'anno iniziamo in questa splendida location che è il Lunch Beach di Nino San Filippo, che io ringrazio per l'ospitalità. È chiaro che l'impegno con gli sponsor diviene sempre più facile, però non è semplice curare i rapporti con gli sponsor, perché noi lavoriamo molto nel marketing. Quest'anno nel nuovo palazzetto addirittura ci siamo dotati di un LED wall importante per promuovere le aziende con i video e anche con le immagini. Quindi chi si avvicina alla Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona ha un bel riscontro, e vorrei con orgoglio dire che ci seguono tante persone in questi ultimi mesi. Abbiamo noi avuto un'impennata bestiale su Facebook, siamo a quasi 7.000, 6.500 già li abbiamo passati follower, siamo a 2.000 su Instagram, siamo a 1.100 su TikTok. Da circa un mese che abbiamo aperto questo social, abbiamo un'altra pagina, un gruppo degli affezionati della Mediterranea Serramenti che ha più di 2000 seguaci, quindi da un punto di vista mediatico siamo molto seguiti. Devo ringraziare anche la stampa locale che ci segue con simpatia e affetto, e li ringrazio a tutti quanti. Quest'anno abbiamo fatto una squadra fatta da molte giovani, con l'innesto di due veterane che hanno una bella esperienza, che è Maria Laura Patti e Nelly Todorova, che io ringrazio tanto per aver sposato appieno questo progetto di crescita delle nostre ragazze. Vorrei ricordare che noi abbiamo un gruppo di under che sono del 2010-2011, che giocano qualcuno in Serie C, ed anche si faranno i loro campionati under 16 e under 18, che voglio ricordare lo scorso anno siamo arrivati in finale territoriale e anche nei quarti di finale territoriale, quindi c'è una bella base su cui lavorare. È chiaro che su tutto questo devo ringraziare Carina e Francesca, che sono le nostre anime vere della pallavolo di Aragona, con i dirigenti Savitteri e Abate, che seguono costantemente le nostre ragazze. Assolutamente importantissimo. Noi che abbiamo fatto le giocatrici e ora siamo allenatrici sappiamo l'importanza, e ringraziamo tantissimo gli sponsor per il grande supporto che ci danno, perché sappiamo tutti quanto è difficile in questo periodo affrontare un campionato e tutto quello che ne deriva. Domenica inizia il campionato di Serie C, l'importanza, l'obiettivo principale della stagione qual è? Beh, assolutamente vincere. A noi piace vincere, ma noi abbiamo una bella squadra perché è fatta di ragazze d'esperienza insieme a ragazze molto giovani, e sono sicura che queste ragazze d'esperienza daranno il loro supporto per aiutarci a far crescere ulteriormente queste giovani che già stanno crescendo tanto e sono molto brave. Beh, non vorrei essere ripetitiva su quello che ha detto Francesca, ma è la nostra colonna portante. Lo sport si mantiene di queste persone che collaborano, ed è una cosa bellissima, perché sono comunque gente appassionata che ci sostiene, e approfitto per ringraziarli. Parliamo della squadra, di che livello è quest'anno la pallavolo Aragona in Serie C? Allora, la nostra squadra è composta da giovani e ragazze esperte che sono molto brave con le giovani, quindi noi contiamo di farle crescere, contiamo che queste ragazze ci diano il supporto che meritiamo. Gli obiettivi sono alti, io spero di poter riuscire con la nostra squadra di poter riuscire a completarli, e vedremo. Che dire, guarda, si torna sempre dove si è stati bene. Io sono stata con questa bella famiglia, ho approcciato questa bella famiglia ben 5 anni fa, è stata un'esperienza veramente bella, altrimenti non sarei qui.
Il fatto che di avere una società così prospera e seria col presidente che conosciamo benissimo, il signor Nino Di Giacomo, per me non può che essere solo un piacere e un vero onore. Ora siamo a ridosso della prima partita, domenica è la prima di campionato e guarda, non sto nella pelle, non vedo l'ora di iniziare questa nuova ed esilarante avventura. Gli obiettivi quali sono? Allora, sinceramente non abbiamo parlato in maniera dettagliata degli obiettivi, ma sicuro non siamo persone che vogliono giocare tanto per. Siamo ambiziose e la squadra ti posso garantire che c'è perché mi piace tantissimo. Abbiamo ancora da lavorare, tanto da crescere, però vedo tanta gente vogliosa e in grado di saper far tanto. Quindi non voglio parlare troppo per scaramanzia, ma secondo me faremo tanto tanto bene. Francesca Cusumano, inizia il campionato di Serie C, con quali obiettivi, cosa volete ottenere in questa stagione? Allora sì, inizia domenica l'esordio in casa nella nuova struttura meravigliosa. Gli obiettivi ce li poniamo domenica dopo domenica, nel senso che la squadra, nonostante gli innesti, rimane comunque giovane. Gli obiettivi è sempre far meglio e far crescere una continua crescita per i giovani e cercare di puntare sempre piani alti e non ci accontenteremo sicuramente della medio-bassa classifica. Per la vostra azienda cosa rappresenta supportare e sostenere la Pallavolo Aragona? Noi siamo orgogliosi, come la Mediterranea Serramenti ormai è un nome importante nella mondo della pallavolo, e ringraziamo il Presidente Nino Di Giacomo che ci permette a noi di far parte di questa grande famiglia. Per noi un grande obiettivo ormai che è prefissato è quello di vincere e sostenere il nostro Paese verso nuovi obiettivi. Ringraziamo il Presidente e lo ringraziamo socialmente per questa grandissima giornata che ha fatto per riunire tutti per l'inizio del campionato. Allora, Sergio Vella, anche quest'anno il supporto alla Pallavolo Aragona per la vostra azienda cosa rappresenta? Cosa vuol dire? Beh, io credo che qualsiasi azienda italiana non deve solo badare ai profitti, ma deve anche lasciare qualcosa sul territorio. E noi che puntiamo molto alla sostenibilità e all'economia circolare, ci piace lasciare traccia di tutto questo anche attraverso lo sport, quindi finanziando e supportando le cose belle che esistono nel nostro territorio, cioè lo sport. Come azienda agrigentina siamo felicissimi di sostenere la Pallavolo Aragona e speriamo di poter ospitarle nuovamente durante la stagione e vorremmo occuparci dell'aspetto gioioso delle loro future vittorie e siamo qui alla Scala dei Turchi ad aspettarle qualsiasi volta vogliono tornare.